Bella ragazzi, a tutti dal Comandone Veneziano, siamo alle semifinali contro Poulsen al Pro of Challenge Series di Czech Republic, Repubblica Ceca. Stiamo andando molto bene, siamo alla settimana 21 di maggio 2019 della seconda stagione. No, scusate, diamo un attimo le classifiche, ci vede al 201esimo posto in classifica. Al comando Novak Djokovic con 16.770 punti, poi via tutti gli altri. Il grande calo è quello di Rogerio Federer che è al 18esimo posto. Gioco incontro. Siamo contro cos'è il Macedone, ciao. Moldavo mi sembra, Moldavo. E comunque siamo in posizione di classifica lui avanti, però siamo belli forti. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Lui è molto forte sul dritto. Vabbè, i colpi base li ha forti. Dritto rovescio, piatti. Ok. Ragazzi, andiamo. Semifinali. Inizio un attimo così. Vai come. È importante vincere questo torneo. Sappiamo che la terra rossa è casa nostra. Per il momento solo terra rossa, però. Out anche per Poulsen. Questo completino rosa è perfetto per veneziano. Può stupire il mondo così. Bello qui. Fuori. Dobbiamo scalare le classifiche prima sulla terra rossa e poi vincere dappertutto, perché voglio vincere tutto io. Il Cume vuole tutto. 14-15. Grandissimo ace del valentissimo. Primo game a noi. Buono. No. Potevo sicuramente giocarlo meglio questo, calma. No, stare tranquillo. Questi errori non mi piacciono. Non sono piacevoli questi errori da vedere. Paul. Seconda di servizio. Bisogna martellarlo adesso. Questo è veramente bello, era proprio delizioso. Deliziosa mousse al cioccolato per veneziano. Mousse al cioccolato. Ace di Poulsen, però maledetto Poulsen. Vuole subito l'1-1. È il 171esimo del mondo, ricordiamolo, noi 201esimi. Quindi sulla carta è favorito lui. Ma noi siamo in grande ascesa. Meno male. Era bellissimo qui. È bello anche questo, però non la chiudiamo. Provo i suoi pallonetti veneziano. Boom. 40 pari. Grandissima prestazione, grandissima. No! Mamma mia, out, primo break point. Che culo qua. Che culo per il talentissimo. E si va sul 2-0. Come stiamo giocando adesso la terra rossa non ce n'è per nessuno. C'è poco da fare. Ottimo. Out. Primo set veramente una passeggiata di salute per il momento.
Sta sbagliando qualsiasi cosa il moldavo. Ah, peccato. Ok, chiuso. 3-0 veneziano. 4 minuti, raga. 4 fottutissimi minuti. Buono. Fuori, fuori, fuori. Delizioso il cubo, delizioso. Che risposta. Mamma, che risposta. Non riuscire a giocare così però anche nelle altre superfici, perché è là il nostro problema. L'ho un po' stracciata qua. Buono. Madonna, ma che colpo, ragazzi, ma un cume sontuoso. Un cume sontuoso quest'oggi. Ottimo cume. Paulsen non ci sta capendo. Nah, mazza. Questo è un bel colpo del moldavo. Paul. Seconda. E chiudiamo. Ok. Cioè, non stiamo facendo minimamente fatica, Ottimo. Veramente incredibile. Ho faticato di più nei quarti, mi sembra. Ciao. Sto facendo quello che voglio. Direi che sono migliorato veramente tanto, A parità di parametri. Sulla terra rossa non c'è storia. Missili terrari di veneziano che sulla terra rossa almeno sembra pronto anche ad altre sfide più difficili. Ma sbaglia anche questa, però il moldavo non esiste più. Anzi, non è mai esistito. Ma lì veramente sto tirando da fenomeno, però, si capisce più niente, Paulsen. Non ci capisce più una mazza. Prova a tirarla forte, ma erroraccio di Paulsen. Siamo a 2 punti dalla finale. Ciao. Triplo, match point. Si va a vincere massacrando Paulsen, che veramente non ci ha capito niente. Grande vittoria. Grande vittoria per noi, veramente. Adesso vediamo qui affrontiamo. Mi sembra un bulgaro. Tanto saliamo di livello e miglioriamo. Madonna, come riflessi siamo messi abbastanza male. Ok. Siamo contro Stankovic, numero 1 del tabellone. Ricordiamo che le nostre vittorie sono Venezia, che sconfitto in finale,
Mosca, vittoria. E nel 2019 vittoria a Zagabria e Francavilla, ragazzi. Questi sono i nostri trofei, le nostre vittorie. Peccato che la finale di Venezia che non vedo l'ora di vincere. Ok, giochiamo l'incontro. Questo vediamo quanto forte è, 60 in realtà. Messo bene anche in classifica, però 47 di stanchezza contro 20. Teoricamente siamo super favoriti secondo me. Vabbè, vedremo. Please give the players a big round of Final applause match. as they take to the court. Stankovic vuole ricevere. Vai. Beh, l'inizio non è negativo. Invece sì, mamma mia che regalo. Questo gioca, per il momento sembra forte, però qua vabbè, i pallonetti non c'è niente da fare. Il veneziano è sublime nel pallonetto. Gol. Italia-Bulgaria come nel 94. No. Veneziano sente leggermente la tensione. Mamma mia che ace. Questo è un grandissimo ace del talentissimo. First server. First server. Mamma mia quanti errori finora, quanti errori. Subito breakpoint per Stankovic, la tensione c'è. Sto tira tutti i colpi fastidiosissimi. Meno male che la cicca malissimo. Grazie Stanco. Là che lungolinea. Bravo. Questo ha colpi molto fastidiosi. Però quando li tiro i missili non c'è niente da fare. Il tempismo sulla terra che ho non ce l'ho da nessun'altra parte. Gol. Fuori. Quanto sbagliano, mamma mia. Ottimo. No. Ma che leggerezza qua di veneziano, che leggerezza. Bello sto colpo, mamma mia. Mi ha tirato proprio addosso, non dovevo fare la smorzata. Che bello, c'è la coppetta di là. Adesso la vedo. Ciao. No, la salva, incredibile. Non ci credo. Qui c'è la coppetta. In alto a sinistra. Calma come. Out. Per fortuna sbaglia tanto. Questo è un bel colpo. Qua sbaglio io, ma perché ste robe? Fuori. Dio Cristo, 1-1. Non gioca male, questo. Bello. Gran colpo. Calma veneziano.
Comincia a giocare. Comincia a giocare il bulgaro. Meno male che ho sti colpi. Non mi fa stancare. Non ci vedo cosa ha salvato. Cosa ha salvato? La partita comincia a essere interessante, No, ste robe. Non riesco a chiuderla. Che salvataggio di veneziano. Bravissimo, come ha fatto grande colpo. Buono. 40-30. Buono. No! Non me la puoi sbagliare questa. Di rabbia, bravo. Advantage. Forse ancora lo stesso errore. Juice. No. Dio santissimo. Advantage. Dai. Ecco, questo non ci voleva. Attento come. Meno male che ha sbagliato anche lui. Ogni tanto qualche errore anche suo. Ace. Buono questo. Ci voleva. Nice, terzo ace, andiamo a casa. Yes, 2-1. Vinciamo il primo set. Molto bene. Quiet, please. Grande. 15 love. Ottimo. 30 love. Molto bene, stai giocando bene, c'è poco da fare. Ottimo. Ciao. Bene, bene, sulla tela rossa, su questi tornei penso che non ce n'è per nessuno. No! Porca miseria, battezzata fuori. Sbagliato di brutto. Ottimo. 15 all. Bella ace. 30-15.
Andava fuori, qua fuori adesso, fuori adesso. 30 over. Adesso ne portiamo a casa un altro. No, no, ste robe da cioccolataio. 40-30. Occhio. Bello sto colpo, bravo. Bravo Stankovic, 1-1. Non vuole morire il bulgaro. Come out, no. Server is challenging the call on the left baseline. The ball was called Di out. parecchio anche. Your server has 2 challenges remaining. Love 15. Vaffanculo, stai calmo come... Mamma mia che colpo del bulgaro, vuole dare tutto adesso. Spero di aver parlato troppo presto col fatto che questi tornei sulla terra rossa sono roba nostra, ma insomma... Buono, buono. Buonissimo. 40-30. Dai, chiudiamo. Perfetto. 2-1 Game. e andiamo a vincerla. Bruttissimo questo. 15 love. Non un gran colpo questo per il talentissimo. Sta calmo come, madonna. Madonna, ma le sto sbagliando veramente tutte adesso. Stiamo regalando un game. Non ho parole, 4 errori così, todo il campionato, championship point. Vediamo di classe. Yes! Ciao amore mio! Game 7 match. Altro trofeo in cassaforte. Dopo Mosca, Vienna, Zagabria e Francavilla. Sono re della terra, non c'è niente da fare ragazzi, sulla terra rossa a questi livelli sono il più forte. E la cosa mi piace, la cosa mi gasa molto, sinceramente. La cosa mi dà proprio un senso di eccitazione. Ok. Ok, la classifica si vede adesso al 128esimo posto, raga. Mamma mia, oh, $34.000, ciao Fio. Allora, miglioriamo dove? Allora, colpo, top spin siamo al massimo. Dritto, top spin, ok. Rovescio, top spin. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, adesso andrò a Lisbona, Caltanissetta. Den Bosch Cup, fioi, ciao. Napoli Futures. Vediamo, 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 vediamo. Raga, finiamo il video con una prima gara della Den Bosch Cup in Olanda. Sono curioso di vedere cosa possiamo fare. Siamo contro il belga Strutt.
Vediamo quanto più forti sono. Beh, 63, secondo me possiamo fare bene. Vediamo sull'erba cosa può fare Veneziano. Vai, andiamo su un bel campo anche. Vai. Guarda com'è la differenza. Dopo il rimbalzo è diverso, ho proprio un tempismo completamente diverso, mamma mia. Devo cominciare ad abituarmi bene però, perché non posso andare avanti solo sulla terra rossa, per quanto siamo 120esimi in classifica. Ancora errore. Primo game già da dimenticare. Ma Dio Cristo. Ok. Fuori. Dai. Buono anche questo. E la salva. Meno male. Cioè è molto più veloce. Mamma mia che nervi. Meno male che è fuori. 40-15. Cioè sembra un bel torneo questo, ma sull'erba insomma abbiamo visto che sono abbastanza scarsetti. Un grande pallonetto 1-1. Ragazzi, potrei portare a casa il primo set. Comunque l'erba tra cemento e erba grandissima, vado molto meglio nell'erba comunque. Il mio vero punto debole è il cemento in questo momento. Comunque dai, che più scarso come parametri possiamo farcela con questo. No, non così però, non così. 15 love. Solo che mi sto stancando tanto perché devo sempre tirare forte così. Non posso giocare il mio gioco. Rispetto alla terra è molto diversa l'erba. Good. Brutto errore. 30-15. Buono. Questi colpi non mi vengono tanto nell'erba rispetto al cemento. Sull'erba i colpi smorzati faccio più fatica. E sbaglio. Ah, Dio mio, sti rimbalzi. Mi scivola ancora 1-0 Strutt. Raga, siamo a 2 punti dal match. Grande. Se prendo le misure sul dolore, Che momento per il talentissimo. Il cemento è il super punto debole invece. Yes, si va a vincere il primo turno della Den Bosch Cup. Game, set and match. Buono, buono. Questa cosa mi gasa alquanto. Beh, siamo stati portati a casa il primo turno ed è importante in un trofeo così importante comunque. Ok. Secondo turno siamo contro Anderson South Africano. Vediamo com'è. Megoglioni, 80. Ok. Se è 14esimo in classifica, penso che con questo perderemo. Comunque, raga, un saluto dal comandante veneziano. Alla prossima. Ciao!